Allora adesso io leggerò alcuni versetti del Salmo e dove siete d'accordo dite amen a voce alta, ok? Sapete cosa significa amen? Ecco, è così sia. Alleluia, celebrato l'Eterno perché Egli è buono. Amen. Gloria a Dio, perché la sua benignità dura in eterno. Amen. Wow! Chi può narrare le gesti dell'Eterno e proclamare tutta la sua lode? Beati coloro che osservano la giustizia e che fanno ciò che è giusto in ogni tempo. Ricordati di me, o Eterno, secondo la benevolenza che usi verso il tuo popolo e visitami con la tua salvezza. Amen. Chiediamo la visitazione questa mattina della presenza del Signore in mezzo a noi, dello Spirito Santo. Quanti si aspettano qualcosa questa mattina? Amen. Gloria a Dio. Adesso un'altra domanda. Quanti sono venuti per lodare il Signore? Amen. Wow, gloria a Dio. Allora siamo certi che Dio ha preparato qualcosa per noi. Amen. Lodiamolo con tutto il nostro cuore. Adora il Signore. Se ci sono dei problemi, delle situazioni nella tua vita, questa mattina dimentica ogni cosa, ma apri il tuo cuore per lodare il Signore, perché è proprio lì dove la presenza di Dio si manifesta per guarire e per liberare. Amen. Amen. Gloria a Dio. Tu puoi cambiare il buio in luce, puoi trasformare la notte in giorno, un nuovo cuore mi hai dato, Signore. L'anima mia era perduta senza il tuo amore, hai donato vita, Signore, dentro di me. Tu puoi cambiare il buio in luce, puoi trasformare la notte in giorno, un nuovo cuore mi hai dato, Signore. Senza il tuo amore hai donato vita, Signore, dentro di me. Ravviva, Signore, ravviva, Signore, il desiderio mio per te. Niente nel mondo soddisfarmi mai potrà. Ravviva, Signore, niente nel mondo soddisfarmi mai potrà. Tu puoi cambiare il buio in luce, puoi trasformare la notte in giorno, un nuovo cuore mi hai dato, Signore. Perduta senza il tuo amore, hai donato vita, Signore, dentro di me. Ravviva, Signore, il desiderio mio per te. Niente nel mondo soddisfarmi mai potrà. Ravviva, Signore, il desiderio mio per te. Niente nel mondo soddisfarmi mai potrà. Ravviva, Signore, il desiderio mio per te. Niente nel mondo soddisfarmi mai potrà. Ravviva, Signore, il desiderio mio per te. Niente nel mondo soddisfarmi mai potrà. Ravviva, Signore, ravviva, Signore,
a Gesù. Gloria a te, Signore. Grazie. Alleluia. Ancora questa mattina, Signore, noi vogliamo ringraziarti per la tua presenza in mezzo a noi, Signore. Alleluia a te, Gesù. Grazie, fa che noi possiamo veramente fare la nostra parte. Per questo ti chiediamo di ravvivare dentro il nostro cuore il desiderio che abbiamo per te, Signore. Signore, tu che veramente eri senza peccato e ti sei fatto peccato per noi, Signore, per togliere il peccato, Signore, per graziarci, per darci una vita, Signore. Vogliamo veramente lodarti e benedirti questa mattina, Signore, per la tua grazia. Benedici ciascuno di noi, metti veramente nei nostri cuori il desiderio per te, così come abbiamo cantato. Grazie, Signore. Amen. Chi sono io perché il grande Dio mi accolga a sé? Ero perso e mi salvò il suo amore, è il suo amore. Chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, sì è così. Libertà ora ho perché mi riscatto. Vivevo in schiavitù ma Gesù morì. Sì, per me morì. Chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, sì è così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, sì è così. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Che Dio dice di me. Chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, sì è così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, sì è così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, sì è così. Crediamoci, siamo scelti. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello
nella casa sua, per me posto c'è, sono figlio suo, sia così. Alleluia, perché tu ci hai resi liberi, Come un vasaio tu sei, la mia vita è tra le tue mani, l'asma mi rimuovi tu, ogni imperfezione da me, tu non mi getti mai via, riprendi tutto da capo, mi rimodelli, tu perdoni i miei sbagli, fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua. Come dell'oro sarò, passerò in mezzo al fuoco, ma so che resti con me, nella fornace io e te, il fuoco non mi consuma, mi rende sempre più puro, io sarò come te, a tua immagine, fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua, fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua. Io non morirò, anzi io vivrò, racconterò le tue opere, racconterò il tuo miracolo in me. Io non morirò, anzi io vivrò, racconterò le tue opere, racconterò il tuo miracolo in me, in me. Oh, 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 fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua, fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua. Sì, Signore. Siamo qui per dirti, Signore, fa di noi ciò che vuoi. Usaci per la tua gloria, Signore. Mi hai liberato per liberare, Grazie, Signore. mi hai
liberato per liberare, mi hai liberato per liberare, mi hai liberato per liberare. Alleluia, anime gioie. Oh, alleluia. Grazie Signore. Le paure non sono più schiavo, sono un figlio di Dio. Le paure non sono più schiavo, sono un figlio di Dio. Mi hai chiamato a te con una melodia e mi circondi col tuo amore che mi libera dai nemici miei. Hai distrutto le paure. Le paure non sono più schiavo, sono un figlio di Dio. Le paure non sono più schiavo, sono un figlio di Dio. Tu hai scelto me dal grembo di mia madre, per nome tu mi hai chiamato. Eri nato solo nella famiglia tua, il tuo sangue scorre in me. Le paure non sono più schiavo, sono un figlio di Dio. Le paure non sono più schiavo, sono un figlio di Dio. Salvato e canto forte che sono un figlio di Dio. Tu apri mari e calmi le tempeste, le mie paure hai cancellato. Mi hai salvato e canto forte che sono un figlio di Dio.
Sono un figlio di Dio. Gloria a Gesù. Sono un figlio di Dio. Tu calmi le tempeste, Signore. Delle paure non sono più schiavo. Sono un figlio di Dio. Delle paure non sono più schiavo. Sono un figlio di Dio. Gloria a Gesù. Alleluia. Grazie, Signore. Grazie, Spirito Santo. Gloria a Gesù. Accomodatevi, fratelli. Quanti sono stati liberati dalla paura? Allora, vorrei che teneste le mani alzate per coloro che sono stati liberati dalle paure. Sapete che la paura è un legame? Sapete che la parola di Dio dice che è un laccio che tiene legato. Ci sono persone che per la paura non escono di casa. Non è un qualcosa da sottovalutare. La paura è terribile. E ci sono tanti tipi di paure che a volte assalgono l'uomo. Sapete quando è iniziato la paura nella vita dell'uomo? Quando è iniziato la paura nella vita dell'uomo? Nel giardino dell'Eden. Quando ha peccato, ebbero paura e si nascosero. Prima non c'era la paura, ma il peccato che vive nella vita dell'uomo mette incubi, paure. Ma la parola di Dio dice che l'amore perfetto caccia via la paura. E chi è l'amore perfetto? Gloria a Dio. Che bello fare il culto insieme, vero? Così non diventa soltanto un posto dove c'è l'oratorio, no? Dove qualcuno parla. Noi tutti insieme celebriamo il culto al Signore. Quando rispondiamo amen vuol dire così sia, sono d'accordo con te. E anche quando una sorella, attraverso un fratello, una testimonianza, sta testimoniando della gloria di Dio, tutti insieme possiamo dire gloria a Dio. Perché quanti sanno che Dio non è in ferie? Quanti sanno che Lui non si affatica e non si stanca? Egli è colui che non dorme e non sonnecchia. Noi abbiamo bisogno di riposo, è vero o no? Qualcuno sta riposando ancora questa mattina? È in chiesa un po' ancora. Allora voglio dirti, questa mattina, quello che facciamo di solito, sempre, o meglio spesso, tutte le mattine, abbraccia il fratello vicino a te, di svegliati! Abbraccia il fratello, la sorella, gloria a Dio, e digli siamo nella presenza del Signore per lodare il Signore, per benedirlo, per ringraziarlo. Alleluia, dagli il benvenuto in mezzo a noi, che Dio vi benedica grandemente. Amen. Alleluia, gloria a Gesù. Bene, questa mattina abbiamo piacere con noi di avere dei fratelli che sono in visita e quindi io vorrei chiamare Salvatore. Salvatore, vieni, gloria a Dio. Salvatore potete sentire dall'accento che è alto tesino, da Bolzano e delle mie parti, insieme con sua moglie Palma, fra l'altro la moglie ha il mio stesso cognome. Loro è una sorella della comunità, fanno parte della comunità della Calvary Chapel a Feltre, che abbiamo avuto con noi, carissimo Gian, no? Ecco, lui è venuto e allora mi fa piacere averlo qui perché il suo ministero è un ministero evangelistico. Voi gli evangelisti non li potete fermare, li dovete solo sparare, se ci riescono.
Gloria a Dio, sentiti libero. Dategli un microfono. Eccolo là. Grazie. Gloria a Dio. Pace, buongiorno a tutti. È un piacere stare qui in mezzo a voi, è sempre un piacere stare in mezzo ai fratelli e Gloria dove a si Gesù. predica la parola di Dio. Beh, io sono Salvatore, vengo da Napoli e sono 30 anni che vivo nell'Evangelo e sono stato sempre nell'ambito evangelistico. Dio mi ha chiamato a quello, io lavoro su quello e predico quello. E potevo dire tante cose nella mia vita, potevo essere un drogato, un ladro, uno di buona famiglia, però una cosa è sola ed è vera, che la parola dice che siamo tutti quanti dei peccatori privi della gloria di Dio. Io ringrazio Dio per ciò che ha fatto nella mia vita, perché ha salvato il mio matrimonio. Dopo un anno di matrimonio ci stavamo separando e Dio è intervenuto in quell'area e non ha permesso quello, perché ho chiesto a Dio di entrare nella mia vita e ho dato la mia vita nelle sue mani e Lui ha preso cura di tutto quello che riguardava la mia vita e la mia famiglia. Ha salvato i miei figli da una malattia genetica quarta al mondo, rara, e li ha salvati. Servono il Signore, sono dei ragazzi sani che anche l'ospedale si meravigliava ogni volta che li vedeva. Ma queste sono le cose che Dio fa, non fa, a noi non interessa. A me la cosa importante che Dio ha fatto è che un giorno mi ha fatto sentire un peccatore davanti a Lui. E non per il peccato che io commettevo ogni giorno, perché la Bibbia in Giovanni capitolo 16 al versetto 7-8 dice che quando arriverà lo Spirito Santo Lui vi convincerà di peccato, di giustizia e di giudizio. E in quanto al peccato è proprio quello, di non conoscere me, dice la parola di Dio. Dio si è rivelato alla mia vita, Dio mi ha dato un'opportunità, mi ha fatto una persona nuova e mi ha affidato l'opera dell'Evangelo, che la Bibbia dice che siamo stati stimati degni di fiducia affinché predicassimo l'Evangelo, che è la salvezza per chiunque crede. Io ero a Napoli, lavoravo, avevo un posto di lavoro, una casa e di punto in bianco sono venuto a fare una visita qui a un fratello di Belluno e Dio parlò al mio cuore, disse devi venire qua. Io non dissi niente a mia moglie perché mia moglie era legata alla famiglia, a Napoli. E un bel giorno però Dio la svegliò e lei disse vicino a me, che facciamo qua Salvatore? Perché non andiamo via? Io disse, dove vuoi andare? A Belluno. Di punto in bianco abbiamo venduto casa, ho lasciato il lavoro, siamo arrivati qui a Belluno. All'inizio è stato molto difficile, molto duro, il pastore può capire perché prima di me è qua. Però la mia speranza e la mia certezza era che Dio stava operando nella mia vita e stava guidando i miei passi. Oggi per la sua grazia predichiamo l'Evangelo a Belluno, Feltre, dovunque. Apriremo tra poco un'altra comunità a Fiera di Primiero dove non c'era un'anima, non c'era nulla. Siamo andati 2 giorni lì, abbiamo pregato, abbiamo conosciuto dei fratelli e sorelle. Domani andiamo a fare la preghiera, abbiamo 15-20 persone che ci aspettano tutte le settimane. Il comune ci ha già donato un locale, questa è l'opera di Dio. Molti, devo dire, però fa parte, come diceva il pastore, di una chiamata. Quando dicevamo questo anche ad alcuni della Chiesa o anche qualche responsabile, diceva sì ma lì è lontano, non c'è nulla. Non è vero, perché dove Dio ti manda ha un proposito e ha preparato un piano. C'erano anime che pregavano per anni, anime in sofferenza. Siamo andati lì non perché siamo bravi, perché lo Spirito Santo ci ha compunti di andare lì ad annunciare l'Evangelo e oggi si sta aprendo una nuova opportunità. Io vivo per quello, nonostante le difficoltà e i problemi, ma il mio unico obiettivo è annunciare la parola di Dio, che è la potenza di Dio per chiunque crede. L'Evangelo è l'unica cosa che può liberare, può guarire e può sanare. La differenza, sapete chi la fa? La facciamo noi. Nell'aspettativa che abbiamo quando andiamo al Signore. Io ogni volta che vado davanti all'Eterno in un culto, qualcosa, mi aspetto sempre che Dio operi, perché Dio è fedele. Lui ha detto che la sua parola non cade mai a vuoto. Quindi non disperare, sento di dirti questo stamattina, non disperare se sono anni, mesi che stai pregando per una situazione, per un problema. Abbi un'aspettativa santa davanti a Dio. Credi in fede e Dio agirà e opererà potentemente nella tua vita. Amen. Che il Signore ci benedica. Amen.
Alleluia, grazie di cuore. Il lavoro di questo fratello, sapete che lavoro faceva? Lui non l'ha detto, lavorava in tribunale, detenuti, e quindi il Signore ha proprio chiamato nei momenti, in zone particolari. Dio ci chiama, ci sceglie e si adopera di ognuno di noi. Siete d'accordo? Gloria a Dio. Questa mattina voglio parlarvi di un messaggio che ho predicato pochissime volte nella mia vita. Poche volte ho trattato questo argomento, ma lo Spirito Santo ha parlato al mio cuore affinché io questa mattina posso trasmettervi quello che il Signore ha messo nel mio cuore. Avete visto il titolo del messaggio? Il titolo del messaggio è La traccia. Quanti sanno il significato della traccia? L'anatomopatologo, per vedere, sapete chi è, no? Quello che fa le autopsie, per dare una spiegazione della morte, come è avvenuta, cosa è successo, cosa lui può leggere all'interno di questa persona dagli organi, ha bisogno di tracce. Ci sono delle tracce. La traccia lascia un segno nelle vite delle persone. È importante per un'indagine. Dio ci parla nella parola di Dio proprio della traccia. E questa mattina voglio parlare con voi e con quanti ci ascoltano. Venite con me in Proverbi capitolo 30, leggeremo versetto 18 al 20. Libro dei Proverbi, capitolo 30. Se non avete una Bibbia ve la vogliamo regalare. La domenica mattina portate la Bibbia, anzi quando siete a casa leggete la Bibbia. Chi non ha una Bibbia alla fine può andare dal fratello Carlo là in fondo e dire: fratello Carlo, ci regali una Bibbia, e quelle più semplici. Poi volete una bella con la copertina in pelle, una bella come questa tipo, allora quella ve la dovete comprare. Ma ce ne sono tanti con la copertina rigida, con caratteri grandi, ma guardate che una casa senza Bibbia è una casa senza tetto. Piove dentro, ok? Così dice la parola di Dio. Dalla traduzione, perché ci sono diverse traduzioni delle scritture, no? Stamattina noi leggeremo, perché quello che avete lassù è la Nuova Diodati. Sapete che paghiamo un dominio per avere quella, sì? Si paga. Quindi abbiamo trovato la Nuova Diodati e quindi viene scritto, ma c'è chi in mezzo a noi ha una Luzzi, chi ha una riveduta, chi ha la riveduta del 2020, ci sono tante traduzioni. C'è anche quella cattolica della CE. Così dice la parola di Dio. Ci sono 3 cose troppo meravigliose per me, anzi 4 che io non comprendo. Cioè qui Agur, che è quello che ha scritto questo, che era uno che scriveva i proverbi, lo vedete al versetto 1, e poi, perché noi diciamo sono stati scritti da Salomone, ma in realtà c'erano anche quelli vicino a Salomone che scrivevano anche loro. Ci sono 3 cose troppo meravigliose per me, anzi 4 che io non comprendo. La traccia dell'aquila nell'aria, la traccia del serpente sulla roccia, la traccia della nave in mezzo al mare e la traccia dell'uomo con una ragazza. Questa è la condotta della donna adultera, mangia, si pulisce la bocca e dice: non ho fatto.
alcun male. L'avevate mai letto questi passi? Vi siete mai dato una spiegazione al riguardo? Ci sono cose che non capisco. Molto probabilmente, credo, che lui si riferisca all'ultima, cioè la condotta della donna adultera che mangia, si pulisce la bocca e dice: non ho fatto nulla di male. Questo riguarda il peccato, che noi sottovalutiamo la traccia che esso lascia. C'è una traccia che il peccato lascia. Ora, cerchiamo di capire il ragionamento di Agur. Lui parte con i 3 elementi: aria, terra e mare. Infatti dice la traccia dell'aquila nell'aria, che in realtà la traccia dell'aquila nell'aria non si vede. Però se voi parlate con chi addestra le aquile, sono andato a vedere, ho visto, si sente l'odore che è passata l'aquila. C'è un odore particolare, ma è poco, svanisce. Poi c'è quella del serpente sulla roccia. Sapete cosa lascia il serpente sulla roccia? Oltre a lasciare magari il segno, a volte lascia anche la pelle, perché si toglie quella che ha e si lascia la pelle sulla roccia. È una traccia. Qui c'è stato un serpente. Chi va ad adescare i serpenti ha un'esperienza, quindi attenzione, dove cammini se ne accorge subito, perché conosce la traccia del serpente. Poi c'è la traccia della nave, che sarebbe la scia. Quando la nave va via, si vede ancora la scia, la nave era presente qui, è andata via. Queste 3 tracce svaniscono, vanno via. Ora qui lo scrittore della parola di Dio sottolinea una cosa molto importante. Perché noi sottovalutiamo le cose, perché viviamo in un mondo dove il peccato non è più chiamato tale, dove si convive con il peccato e la Chiesa convive con il peccato. Ma noi siamo chiamati ad essere santi. O meglio, Dio non vuole nulla che tu non possa fare. Ci sono delle cose che noi siamo in grado di fare e dobbiamo resistere al peccato. Qua ci voleva? Se sei d'accordo. Perché se non sei d'accordo a questo messaggio, io ti chiederei per favore, alla fine della predica, di venire da me e dire: pastore, quello che tu hai condiviso non sono d'accordo. E mi dai anche una spiegazione, perché io sono pronto a imparare molto. Dio si è scelto una Chiesa e l'ha santificata, la sua Chiesa. Sapete cosa significa essere santi? Non significa quello che noi pensiamo, come ci hanno insegnato, ancora insegnano nella Chiesa Cattolica Romana, che devi fare dei miracoli, devono essere valutati questi miracoli. Santi vuol dire appartati. Il Signore ci ha scelti e ci ha chiamati fuori. E siamo santi per Cristo Gesù. E la vita che noi viviamo la dobbiamo vivere per Cristo. E abbiamo un modello che è Cristo Gesù il Signore. Non è né il fratello, non è né il pastore della Chiesa, non è né un anziano, non è... Il mio modello è Gesù Cristo, il Signore. Quindi io mi devo rispecchiare, vedere la sua vita in Lui. Ma allora, cosa ci sta dicendo qui? La traccia dell'uomo con una ragazza. Oppure dice la scrittura, altre traduzioni, alla Vergine.
Dio ha creato nell'uomo e nella donna la verginità. Perché? Ve lo siete mai chiesto? Per quale ragione? Qual è il motivo? Oggi si sceglie, si va a letto con chiunque. Ci si conosce, ci si ha rapporti. Se voi vedete nella scrittura, quando Dio parla della donna vergine o della verginità, sta parlando della purezza. Dice che Filippo aveva delle figlie che profetizzavano ed erano vergini. Ma perché il Signore mi dice che erano? Non bastava dire che erano semplicemente che profetizzavano. Perché mi sottolinea questo? Perché agli occhi di Dio la purezza è importante. Dio ti ha creato e per i suoi occhi sei una ragazza, un ragazzo puro. E allora quando noi non conoscevamo il Signore, abbiamo fatto quello che non conoscevamo, siamo caduti, peccato, ma quando siamo nella conoscenza della parola di Dio, la conoscenza ci giudica, ci esamina e ci mette davanti all'evidenza. C'è un segno che non va via dalla tua vita, c'è una traccia che non va via dalla tua vita. E tu potrai dirmi, la prima volta che hai fatto sesso ti ricorderai chi è stato. Sai perché? Perché c'è una traccia che è stata tolta. Io sento spesso in televisione che vengo interpellato: a che età l'hai fatto la prima volta? Avevo 13 anni, avevo 14 anni, avevo 12 anni, avevo qualcuno anche di più degli anni, no? Te lo ricordi ancora com'è stato? Bruttissimo. Oppure non ho capito niente. C'è una traccia dell'uomo nella ragazza. È una traccia che lascia un segno. Le altre scompaiono, ma le altre rimangono. Ma quello che colpisce di più allo scrittore qui è la condotta della donna adultera. Perché dice, mangia, si pulisce la bocca e poi alla fine dice, non ho fatto nulla. Non ho fatto niente. La scrittura ci dice che non dobbiamo sottovalutare il peccato e non possiamo convivere con il peccato. Perché la cosa è questo. Qui la parola di Dio desidera insegnarci qualcosa da non sottovalutare, il peccato, ma ci si può entrare in quell'ottica di dire ma lo fanno tutti. Il tutti non siamo noi. Se voi notate, quando l'Apostolo Paolo scrive le lettere e parla alla Chiesa, dice delle cose e poi dice ma voi non potete farlo. A Timoteo, quando scrive a Timoteo, dice ma tu, c'è questo, c'è questa, ma tu non lo puoi fare questo. Non lo puoi fare.
C'è una soluzione a tutto questo. La traccia che lascia il peccato nella vita dell'uomo è una traccia eterna, il peccato. C'è una soluzione per cancellare la traccia. Vi dico 3 soluzioni che sono importanti nella nostra vita. Prima, rendersi conto di aver sbagliato. 1. Secondo, confessarlo. Io mi posso rendere conto, ma non ho confessato a Dio il mio peccato. La parola di Dio dice che se noi confessiamo al Padre, Egli è fedele e giusto da rimettere i peccati. La terza è abbandonarlo. Che cosa voglio dire con questo? Che la parola di Dio dice: chi persiste nel peccato non è da Dio. È molto chiaro questo passo. Prima Giovanni capitolo 3, versetto 8 e 9. Lo puoi mettere per favore? Perché quante volte io posso perdonare alla persona che ha commesso il peccato? Sempre. Dio ci chiama anche a perdonare, Dio perdona. Però Dio disse, Gesù disse alla donna adultera: dove sono quelli che ti condannano? Dove sono quelli che ti condannano? Lei alzò gli occhi, vide e dice: non c'è nessuno che mi condanna. Tutti lasciarono le pietre, si allontanarono. E Gesù che cosa gli disse? Gesù gli disse: neppure io ti condanno, ma va e non peccare più. Dio ci perdona, ma se cadiamo sullo stesso errore c'è un problema. Abbiamo bisogno di liberazione. Siete d'accordo oppure no? Vuol dire che questa cosa mi sta attirando, perché chi è attirato del peccato è sottomesso al peccato, dice la parola di Dio. Il peccato lo tiene, lo gestisce. Noi non dobbiamo essere gestiti dal peccato. La nostra mente deve essere controllata dallo Spirito Santo. Non pensate che siamo forti, ma dobbiamo scappare via. Non fate posto al diavolo. Cosa dice qui? Chiunque commette il peccato è dal... Ma è possibile? Perché lo dice questo, è dal diavolo? C'è un motivo. Perché la parola di Dio ci dice che se noi abbiamo commesso dei peccati abbiamo un avvocato presso il trono della grazia, quindi ci dà l'opportunità di avere una soluzione quando pecchiamo. Siete d'accordo? Mi state seguendo? Ok? Perché questa mattina questo messaggio non è una predicazione, è un insegnamento dottrinale alla Chiesa. Siccome che non lo posso fare di giovedì, lo devo fare di domenica. Perché al giovedì non ci siete tutti. Ok? Perché il diavolo pecca dal principio, cioè da quando è venuto fuori fino adesso, lui continua a peccare, si ripete. Quindi ecco perché lui dice è dal diavolo, perché i figli di Dio se peccano si rialzano, chiedono perdono al Signore. Signore aiutami, quella cosa lì non la faccio più. E se so che quella cosa lì per me è un problema, io sto lontano da quella cosa lì. Se io ero un alcolizzato, devo fare attenzione, andare nelle cantine, andare nei bar. Devo fare attenzione a fare certe cose. Se il sesso per me è una cosa che mi attira, io devo spegnere subito, quando vedo delle cose le devo spegnere. Devo stare lontano da queste cose. Chi ci ha salvati ha dato il suo sangue per te. E quel sangue per me e per te ci ha purificati. Ci ha giustificati davanti al Padre. Lo scrittore ai Romani, Paolo scrivendo, giustificate dunque per fede, abbiamo pace con Dio.
per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Ci ha giustificati il Signore, ci ha resi giusti, ha messo il suo sangue su di noi. E dice così: per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Cosa significa questo? Quando noi siamo stati salvati e abbiamo aperto il nostro cuore al Signore, chi è che ti ha compunto di peccato? Rispondetemi, dai, la Chiesa stamattina facciamo un culto come uno studio. Chi è che ti ha compunto di peccato? Lo Spirito Santo. Quindi dove vive lo Spirito Santo? In noi. Ora ditemi una cosa, per favore, succede solo a me che quando mi trovo in situazioni dove quella situazione mi sta coinvolgendo e mi sta portando a peccare, c'è qualcuno dentro di te che ti parla oppure no? E che cosa ti dice? Va via da questa situazione, chiudi la bocca, non parlare, stai in silenzio, non essere in questo posto. Io ricordo una volta, non so se ve l'ho raccontato, ma ricordo, andare in palestra è peccato? No, non è peccato. Andare a fare la palestra, ma se metto la palestra al posto di Dio è peccato. Se non vado, se so che quella sera c'è lo studio biblico, me ne vado in palestra, è peccato. Cioè ho messo la palestra, se proprio i giorni che ci sono le riunioni, vai un altro giorno. Io appena mi sposai, abitavo proprio vicino a una palestra. Allora dissi a mia moglie, voglio approfittare per andare in palestra. La mia sciocchezza che feci io, ma tanti la fanno, che pagai per un intero mese, per un intero 3 mesi, perché era trimestrale. E mi andai a comprare la tuta, la borsa, le cose. Era proprio sotto casa. Allora io scesi e voi sapete chi è andato in palestra ti danno una scheda da seguire. Quindi devi fare questo, mi insegnava quello che stavo facendo. E c'erano quelli che sono un po' fanatici, che si guardavano allo specchio. C'era quelli che uscivano con l'olio addosso, vabbè, facevano le gare. Io stavo sulla panchina dove c'erano i pesi. Stavo alzando i pesi e mi avevano detto, per 15 volte, dopo appoggiare, 15 volte. Sento una voce che mi dice, questo non è un posto per te, esci da qui. Appoggiai, mi girai indietro, ma chi è? Vabbè, l'ho ripresi 3 volte. Questo non è un posto per te, esci da qui. Andai a casa, corsi, Lisa, che è successo? Non devo andare più? E perché? Perché ho sentito una voce che mi ha detto, esci da qui, perché questo non è un posto per te. È una palestra. Cosa c'è di male? Non erano i giorni alternati. Dopo qualche mese ci fu un'arretata nella palestra perché spacciavano droga. In quella palestra. E andarono a casa di tutti quelli che c'erano nella cosa. Il Signore mi avvertì. Ora, nulla trovavano in me, molto probabilmente, a meno che non mi mette qualcuno la droga nella borsa, può succedere anche così, quindi sei coinvolto in una situazione. Non lo so, ma il Signore mi disse, esci da qui, perché non è un luogo per te. Quanti sanno che da quando noi siamo salvati apparteniamo a Cristo? E quanti sanno che Lui è il nostro Padre? Quanti sanno ancora che Lui ha il meglio per noi? E se Lui vuole farmi fare palestra, mi fa fare palestra. Siete d'accordo? Perché vuole il meglio per te, vuole il meglio per me. Però Lui sa che cos'è il pericolo per te, perché Lui guarda oltre quello che vedi tu e vedo io. Siete d'accordo oppure no? Lui guarda al di sopra, noi guardiamo fino a un certo punto e a volte ci spieghiamo pure. Lui dice qui, io non capisco queste cose. Sta sottolineando, sono cose per me troppo meravigliose per me, anzi 4 che io non comprendo, non le comprendo. Ci sono cose che a volte noi non comprendiamo, perché siamo umani e non comprendiamo.
Ci sono delle tracce lasciate nella vita dei credenti che non sono state cancellate. Ancora cancellate. Chi va in psicanalisi, sapete cosa fa lo psicologo? Cosa fa? Cerca di arrivare al punto dove quella situazione ti ha lasciato un segno, una traccia, e lui cerca di arrivare lì, a quella traccia, per togliere quella situazione. Ci sono delle tracce, ve lo posso dire come pastore, nelle vite delle persone che hanno segnato la loro vita. Quelle tracce le hanno segnate. Sono state ragazzine violentate da bambini e sono state tracciate. Ci sono situazioni che hanno ricevuto dai genitori, dalle famiglie, che hanno fatto veramente una traccia nella loro vita, che solo il Signore può togliere, può allontanare, colui che ha creato nella propria vita. Queste vengono fuori prima o poi. Ci sono tracce che hanno lasciato delle ferite nella vita delle persone, ma la cosa terribile è quella di commettere il peccato, pulirsi la bocca e dire: non ho fatto nulla. Non ho fatto nulla. Il pericolo che c'è, vi dico io qual è il pericolo. Dopo tanti anni di ministero posso dirvelo qual è il pericolo. Il pericolo è che noi sappiamo, noi conosciamo la scrittura, la parola di Dio, e la parola di Dio noi la prendiamo a nostro favore. Mi state seguendo? Io prendo dei versi della Bibbia e faccio dire alla Bibbia ciò che mi serve a me. Io ho chiesto perdono al Signore e Lui mi ha perdonato. Siete d'accordo? È biblico? Sì. Ma ci sono delle conseguenze. Che quel peccato ha lasciato la traccia nella vita di un'altra persona o delle altre persone che sono intorno a noi. Noi dobbiamo essere di testimonianza. Se il mio peccato coinvolge, sì, ho chiesto perdono al Signore, ma dopo devo aspettare che il Signore curi chi io ho ferito. Siete d'accordo o no? Se una persona ha tolto la vita a un'altra persona e questo va nelle carceri e chiede perdono al Signore, ditemi, il Signore lo perdona, sì o no? Sì. Il sangue di Gesù è potente da purificarmi da ogni macchia di peccato. Dice, non dice qual è il peccato. Però io sto scontando una pena. Non è che ho chiesto perdono al Signore e esco fuori. Sto scontando una pena di cosa? Del peccato commesso. E c'è una giustizia umana e una giustizia di Dio. Quando noi viviamo in una società e c'è qualcosa che io ho commesso, che ho ferito, ho fatto del male, io non solo devo chiedere perdono al Signore, io devo chiedere perdono a chi ho fatto del male, a chi ho ferito. Quando il figliolo prodigo è tornato a casa, sapete cosa gli ha detto al padre? Padre, io ho peccato? Non è che non me ne sono andati via di casa e quindi ho trasgredito te. Ma padre, io ho peccato contro il cielo e contro te. Perché se io ho disubbidito a questa cosa, la prima persona che io ho peccato è Dio. Quindi chiedo perdono al Signore, ma poi va dal Padre e gli chiede perdono. Ora vorrei parlare del fratello del figlio prodigo, che nella Chiesa ne abbiamo tanti di questi fratelli del figlio prodigo, che aspettano che lui arriva per dirgli: ma questo non è neanche tuo figlio.
Se avesse incontrato prima il fratello al posto del padre, sarebbe ancora fuori lui, dalla grazia di Dio. Molte pecore non tornano al Signore perché non è che hanno paura delle altre pecore. Ecco perché giovedì vi voglio parlare della disciplina nella Chiesa. Perché l'Apostolo Paolo parla di alcuni aspetti di coloro che ha dovuto disciplinare, però dice attenzione, facciamo attenzione a non uccidere. Distante, ma per un motivo. Ma non uccidere la persona. E allora devo chiedere perdono alla persona che io ho ferito, devo chiedere perdono alla persona che in qualche modo io ho offeso. Quello che a me fa molto male è vedere che vanno a intervistare, di solito, il papà, la mamma della persona, cioè della ragazza che è stata uccisa, vittima. E la prima cosa che fanno, li aspettano fuori casa per dirgli, ma tu gli perdoni? Ma tu gli perdoni? Sei pronto a perdonare? Queste cose, non so voi, ma fanno male. Siete d'accordo che fanno male queste cose? Andare lì, c'è ancora la ferita aperta. Tu vai lì a chiedere a una persona che ha subito una tortura del genere, perché è una tortura che ti toglie la vita, uccide una figlia, uccide un figlio, uccide i suoi nipoti, e tu vai lì a dire, ma sei pronto a perdonare? Ma aspetta le situazioni. Però faccio confronto. Faccio questo confronto nella Chiesa del Signore. Che qualcuno dice, ma sei pronto a perdonare perché il Signore perdona? Aspetta un momento. Aspetta. Perché la ferita è ancora aperta. E c'è bisogno del tempo. C'è bisogno di un tempo. Perché il Signore possa completamente guarire. E questa è un'azione che fa solo il Signore, siete d'accordo oppure no? Perché non potremo mai perdonare una persona. C'è stata una donna negli Stati Uniti che questa persona gli ha ucciso il figlio, gli ha tolto la vita all'unico figlio che aveva. Sapete lei cosa faceva? Era una cristiana con la C maiuscola. Andava lì ogni giorno, gli andava a portare cibo, quello che aveva bisogno, a quello che gli aveva ucciso il figlio. E ha detto pubblicamente, lui adesso ha preso il posto di mio figlio. E questa persona che non conosceva il Signore si è convertito dall'amore di sua mamma che gli ha tolto il figlio. Inaudito? Questa azione la fa lo Spirito Santo. E quando la fa lo Spirito Santo, quando Lui interviene, voglio sottolinearlo questo, perché è importante per chi mi ascolta, per voi che siete qui. Quando lo Spirito Santo viene e cancella una cosa, quella cosa è cancellata, non c'è più. Non c'è più. Non te lo ricordi nemmeno più, ma devi aspettare il tempo che lo Spirito Santo lo faccia. E dobbiamo rispettare i tempi che Dio interviene nella vita delle persone. Non dobbiamo subito entrare dentro, ma noi facciamo, perché lo Spirito Santo è quello che guida la Chiesa. Siete d'accordo oppure no? Non è il pastore. Perché a volte nemmeno io so quello che devo fare. Ma è lo Spirito Santo che sa lavorare, sa entrare, sa amalgamare, sa unire la Chiesa. Perché non è facile nemmeno per il pastore entrare, dire, fare un intervento su certe cose. Perché poi il pastore ci si augura che la Bibbia la conosca. E non vogliamo che prendiamo questa qui e la facciamo diventare un codice di diritto penale. Dobbiamo conoscere la verità, dobbiamo dichiarare la verità, non possiamo scendere con il compromesso nella Chiesa. Sapete perché non si scende col compromesso nella Chiesa? Lo sapete perché? Perché altrimenti lo Spirito Santo va via dalla Chiesa. E se lo Spirito Santo va via dalla Chiesa, sapete come possiamo mettere qua sopra? Club di Gesù. Non Chiesa, rifugi in Cristo.
Club Rifugio in Cristo. Nella Chiesa del Signore non c'è la democrazia. Nella Chiesa del Signore c'è la teocrazia. E Dio ha stabilito nella Chiesa del Signore che ci siano delle responsabilità, ha stabilito dei doni. E la parola di Dio dice, non lo dico io, sottomettetevi alle autorità che Dio ha stabilito. Per cosa? Per il vostro bene. Se viene detto qualcosa, attenzione, non fate così, attenzione, non andare, attenzione, fate molta attenzione. Avete visto quello che sta succedendo? Ma non è finita qui, perché non è finita qui. Tutte le chiese cristiane evangeliche, solo per fare un nome, tutte le chiese cristiane evangeliche, adesso dobbiamo fare attenzione a quello che diciamo. Dobbiamo fare attenzione dei video, perché siamo sotto osservazione. Allora, quelli che predicano qualcosa che noi non abbiamo niente a che fare, quelli che dicono delle cose che non abbiamo niente a che fare, dobbiamo prendere le distanze e nemmeno stare con loro, perché possiamo essere coinvolti e la chiesa locale dove tu appartieni può essere coinvolta in questa situazione e dobbiamo difenderci. Ma noi non abbiamo bisogno di difenderci perché predichiamo la parola di Dio. Siete d'accordo? Però dobbiamo essere insieme, uniti. È una cosa che voglio sottolineare, fratelli, e poi concludo. La parola di Dio lo dice, nessuno amore è più grande di Dio, nessuno amore è più grande di Gesù Cristo, che ci ha amati quando noi eravamo morti nei falli e nei peccati, Lui ha dato la sua vita per noi. E quello che voglio sottolineare, attenzione a dimostrare che hai più amore di Dio. Non accarezzare il peccato. Stai lontano dal peccato, perché ti coinvolge. Dobbiamo stare lontano, dobbiamo stare vicini a quelli che magari stanno vivendo una situazione difficile, cercare di aiutare, cercare in qualche modo, ma attenzione ad accarezzare, perché c'è bisogno che Dio interviene in quella vita per liberare, per guarire, perché possa portare una completa liberazione nella vita di quella persona. E questa liberazione non la può portare il tuo amore, il tuo affetto, la tua... Prima abbiamo sentito, no? L'amore è bello, una persona che ti ama, una persona che ti vuole bene. Ma quelli che hanno problemi di tossicodipendenza, quando vanno al centro, non è che ricevono caramelle e cioccolatini. Innanzitutto gli tolgono tutto quello che hanno. Non devono avere neanche rapporti con i genitori, con i familiari, devono stare distanti. Per 3 anni non devono vedere nessuno, né parlare né vedere né cose. Perché? Perché la mamma, figlio, stare lontano, distante. Perché c'è bisogno che il Signore operi nella vita di questa persona, azzeri completamente l'hard disk e lo rinnova. E allora sono nuove creature, perché se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. Amen? Ora vorrei che vi alzaste in piedi. Alleluia. C'è una traccia che rimane. Forse c'è una traccia nella tua vita di qualcuno che ha segnato la tua vita. C'è stata una traccia nella mia vita che me la sono portata dietro per anni perché non lo volevo dire a mia madre, non lo potevo dire a nessuno. Mi sembra qualche volta ve l'ho anche detto. Non l'avevo detto neanche a mia moglie quando mi sono sposato. Dopo tanti anni lei è venuta a sapere. E c'è avuto bisogno dell'intervento di Dio nella mia vita per cancellarlo completamente. Difatti non ne parlavo con mia moglie perché il Signore l'aveva completamente cancellato, ma questo ha segnato la mia vita. Una traccia di un peccato che qualcuno ha fatto verso di me, perché mi ha violentato quando avevo 12 anni. Ha violentato la mia vita. Io portavo il caffè, come tutti i bambini napoletani che vanno a vendere il caffè. Sono andato in questo ufficio, lui mi ha detto di andare di pomeriggio, sono andato di pomeriggio e ne ha approfittato di me.
Sono andato a casa, sono stato piangere, piangevo, stavo male, non ho detto niente ai miei genitori, a mio padre, nessuno. Non me la sono preso con Dio, perché Dio non c'entrava niente. Però questa traccia è stata nella mia vita per diverso tempo, fino a quando il Signore l'ha tirata fuori e se l'è portata via con il suo sangue. Io non lo so se c'è una traccia nella tua vita, non lo so se ti hanno in qualche modo tracciato e tu ce l'hai ancora dentro questo, però ogni volta esce fuori. Magari vedi un film, vedi qualcosa, non riesci perché viene fuori. Io voglio dirti che questa mattina in mezzo a noi c'è colui che può cancellare quella traccia, che non ci sarà più, dove la tua mente può arrivare, non la vedi più, quella situazione. E allora voglio pregare per te questa mattina. Desidero pregare insieme con te. Ti ho confessato la mia vita. Puoi confessarlo al Signore questa mattina. Puoi dire al Signore, e se lo desideri, solo se lo desideri, altrimenti resta pure lì, non preoccuparti. Ma se lo desideri, puoi venire qui davanti, io pregherò per te. Pregheremo per te. Non c'è bisogno di dirmi cosa, dove, cosa è accaduto, non lo so, Dio sa. Però posso pregare per te affinché quella traccia sia cancellata completamente dalla tua vita. Io chiederei per favore ogni occhio chiuso, ogni capo chino, perché lasciamo che lo Spirito Santo parli al nostro cuore. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Parla con il Signore questa mattina, aprigli il tuo cuore. Forse il Signore ha parlato alla tua vita in modo particolare questa mattina. Tu che magari sei a casa e hai ascoltato questo messaggio, potrai anche inginocchiarti lì dove sei e chiedere, Signore, guariscimi. Forse sei tu che hai lasciato una traccia nella vita di una persona. Tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo cadere, ma possiamo chiedere perdono al Signore e perdono alla persona che abbiamo ferito. Alleluia, Signore. Signore, la tua opera è meravigliosa. La tua parola è vita, Signore. Signore, che questa vita possa risplendere in ciascuno di noi, Signore, in questa mattina. Grazie per l'intervento del tuo Santo Spirito, per la parola di conoscenza che hai dato, Signore. Grazie perché è arrivata al cuore, Signore. Grazie per questo. Signore, noi siamo un libro aperto davanti a te. Niente te ti oscuro, perché tu sei luce, Signore. E grazie perché vogliamo mettere veramente la nostra vita nelle tue mani, perché ti apparteniamo, Signore. E questa appartenenza a te è che ci rende, Signore, sicuri che la nostra vita è nelle tue mani e perciò abbiamo un riscontro valido e sicuro per la nostra vita futura, perché ci sei tu, Signore. Signore, grazie per aver parlato ai cuori, grazie perché tu sei colui che può intervenire nel profondo, dove nessun altro può arrivare, Signore. E tu cambi, tu modelli. Noi siamo veramente nelle mani, come quella terracotta nelle mani del vasaio, Signore. Signore, grazie, perché ogni giorno ci fai scoprire come ci sei vicino. Signore, benedici quanti sono venuti avanti, anche coloro che magari non hanno avuto quella forza, Signore, di fare quel passo, ma che tu, Signore, hai visto, che sai, che conosci. Signore, ciascuno di noi possa essere veramente, mettere nelle tue mani, Signore, qualsiasi tipo di peso, perché vogliamo vivere una vita libera, gioiosa, di piena testimonianza, Signore. Signore, grazie per questo culto e per ogni cosa, Signore, che ci hai donato per l'opera dello Spirito Santo in noi. Nel nome di Gesù, Padre, grazie, Signore. Amen.